Il suo ingresso in giunta era stato concepito nel mese di febbraio. Dopo 9 mesi esatti di gestazione, ora in prossimità del parto, è questione di ore, l'annuncio dell'aborto. Giuseppe Di Rosa, predestinato a diventare assessore nella squadra di governo guidata dal sindaco Marco Zambuto, ha deciso improvvisamente di rinunciare. Un passo indietro sorprendente, maturato nella notte, ha confessato, dettato da precise motivazioni. È una piena disponibilità al Zambuto di chiudere la giunta con le persone che lui ritiene opportuno, con le persone che gli hanno chiesto delle garanzie, con le persone che lui ritiene gli possano dare lustro. Io ho dimostrato di essere un uomo libero, rimango tale. Non metto veti su nessuno, non ho messo veti su nessuno, non ritengo qualcuno li possa mettere su di me o sul mio operato. Qualcuno si è arrogato il diritto in una riunione di dire che io ho fatto bene l'assessore da esterno, che dovevo continuare a fare questo. Un sindaco che si voglia dimostrare tale o che tenga alla mia presenza in giunta si doveva alzare e dire all'individuo accomodati. Non è stato fatto, vuol dire che c'è poco rispetto per il mio impegno messo a disposizione della città. Ritengo di voler rimanere libero a disposizione dei miei cittadini e di chi mi ha votato come uomo libero. È una questione di numeri, di equilibri politici, di scenari all'interno del Consiglio Comunale. Ma è chiaro, l'ho scritto già. Io ritengo, con un passo indietro mio, che Zambuto stamattina stesso potrebbe già presentare la giunta. Faccia, io non ho mai... attenzione, dichiaro due cose fondamentali. Una, che ci tengo a dire, non avrei percepito l'indennità da assessore, perciò qualcuno si tolga dalla mente che io potevo farlo per interesse personale o interesse economico. Due, che Zambuto in questo momento ha assolutamente strada libera a chiudere la giunta. Io non ho posto veti, non vado all'opposizione. Io voterò e continuerò a votare gli atti per coscienza e con coscienza, come ho sempre fatto. Ecco, lei è un uomo del Partito Democratico, ha votato al recente congresso. Ecco, la componente del PD potrebbe indicare il suo nome? Ma guarda, se dovessero farlo ne sarei ben felice, ma già so che è stato fatto il nome di Masone, che è stato imposto il nome della Galvano. Altro non sta a me dirlo, perché la tua domanda è questa. Io sono e rimango un uomo del PD, Aria Crocetta. L'Aria Crocetta non entra in giunta perché si mette da parte, perché vuole che il sindaco di Agrigento torni ad amministrare insieme a una giunta, cosa che nell'ultimo anno non è stato fatto.